tutti, diamo il via a questa prima edizione della Rattata, questo evento che il Comune di Sant'Angelo del Crolo vuole promozionare con la collaborazione degli uffici comunali. Insieme. Bene. Ci siamo, finalmente ne abbiamo parlato tanto, abbiamo fatto le anteprime e la serata della Rattata. Sì, infatti siamo al via di questa manifestazione che, ripeto, spero di non essere troppo ripetitivo comunque, che è il primo tentativo di valorizzare una bevanda straordinaria, conosciuta in tutto il mondo, che è tipica della cucina siciliana e direi soprattutto della Sicilia orientale e in particolare, mi permetto di dire, della provincia di Messina e quindi dei Nebrodi. A Rattata quest'anno è la prima edizione, abbiamo fatto tutto il possibile perché possa essere visitata e riuscita soprattutto come manifestazione. Ho il piacere e l'onore di ospitare qui dei gelatai di un certo spessore, di un certo livello. Mi viene da pensare per esempio ai gemelli Squadrito, Alessandro e Vincenzo Squadrito, l'Orchidea, la gelateria, il bar gelateria Orchidea di Oliveri. Loro sono campioni del mondo. Io non sapevo che avevano vinto un titolo, più titoli per la verità, uno a Rimini, uno a Longarone, e quindi averli qui è stato davvero un segno dell'attenzione che noi abbiamo, ma che hanno soprattutto loro. I fratelli Raffaele, Sant'Onorè, i Sant'Angiolesi, che non sono secondi nemmeno, comunque sia 8 espositori, 8 gelatai che si misureranno in granite dei vari gusti. Ma il problema nostro non era, o per meglio dire l'obiettivo nostro non è solo quello di valorizzare la granita siciliana, che già si valorizza da sé, è quello di partire dalla storia, dall'antropologia della granita. Infatti partiamo dallo sherbet arabo, perché i primi ad avere inventato questa bevanda ghiacciata, devo dire agli agrumi e anche alle rose. Poi quindi man mano, dopo la dominazione araba, arriviamo al Novecento, ai primi decenni del Novecento, quando ovviamente non c'erano le macchine meccaniche di oggi che producono la granita in men che non si dica e ovviamente la raffinano. E allora come si faceva la granita? Ecco, a Rattata.
si accumulava la neve in queste fosse pavimentate a mattoncini o anche in pietra, e qui abbiamo una bellissima testimonianza. Abbiamo la fossa della neve, un sito straordinario a 900 metri di altezza, con questa fossa, questa grande fossa dove veniva accumulata la neve, che poi veniva dai Nivaroli, un termine, diciamo, Nivaroli, proprio un termine che si usava in antichità. Esatto, dai Nivaroli veniva con le cavalcature, con i muli, protetta, coperta dalla paglia, veniva portata nei paesi della costa, a Sant'Angelo, nei paesi costieri. Questo è l'evoluzione. Qual è stata? La rattata abbiamo già spiegato, ma più tardi lo faranno meglio di me due persone straordinarie. Parlo di Salvatore Fasolo, che ovviamente, avendo vinto, perché una manifestazione del genere molto più importante, direi, si tiene ad Acireale, la Nivarata, di livello di respiro addirittura nazionale se non internazionale. Salvatore Fasolo è stato premiato, è arrivato al primo posto, fra altre cose. Certo, è un sant'angiolese che ha un'attività, che ha un bar gelateria importante agli Aga di Piraino, l'angolo delle Delizie, e quindi era ovviamente fuori concorso, non ha voluto partecipare lui, ma è nella giuria che valuterà tutti i gusti delle granite che questa sera si cimenteranno in una competizione che ovviamente è anche simpatica, ma sono convinto che sarà davvero difficile poter premiare, perché sono tutte 8, sono tutti bravissimi e fanno tutti un prodotto eccezionale. Ce ne sarà per tutti i gusti, dal gelsi al pistacchio, alla mandorla, al limone, alla fragola, insomma ci sarà da gustarli e per la delizia dei nostri palati. Allora, ha evidenziato, sindaco Salvatore Fasolo, l'angolo delle Delizie, che uno dei due fa lo show cooking, sarà in giuria, ma c'è anche un altro sant'angiolese che stasera sarà il protagonista di questa serata. Certo, e anche Francesco Lenzo, che è il titolare di questo ristorante trattoria Un Donnino, devo dire uno chef importante, molto qualificato. Francesco si cimenterà nello sherbet e quindi fa questa bevanda ghiacciata, mi pare al gusto d'arancia e all'arancia, e faranno vedere visivamente come si arriva alla granita, qual è il procedimento chimico della rattata. È stato spiegato, lo spiegheranno loro, non voglio più entrare nel merito perché non tocca nemmeno a me. Sappiamo tutti che la rattata comunque poteva essere, come dire, anche se granulosa, veniva trasformata in granita con succo di limone attraverso un procedimento chimico per soppressione di calore in un pozzetto particolare. Comunque sarà Salvatore Fasolo a spiegarlo splendidamente. Stiamo cercando di riprodurre la classica rattata che si faceva allora con la neve. Qua noi ricordiamo il Fossanino, si intendeva, dove si conservava la neve per la stagione estiva, in delle grosse fosse. E abbiamo messo ghiaccio e sale marino. Per irrigazione chimica andiamo a fare un contenitore di... Abbiamo, scusa Salvo, ghiaccio attorno, in mezzo c'è un contenitore in acciaio? In acciaio, ghiaccio che praticamente sarebbe la neve, che per ora non abbiamo. Andiamo a riprodurre l'antichità. Giustamente quando facciamo questa specie di salamoia, noi abbiamo il legno che respinge il freddo e tutto il freddo lo abbiamo a concentrare al centro. E cominciamo a farvi vedere con un succo che abbiamo preparato prima di mandarino, acqua e zucchero, semplicissimo. Lo mettiamo in mezzo e cominciamo a mescolare attorno alle pareti, così facciamo attaccare questo succo attorno alle pareti. Tutto avviene quindi per il freddo? Sì, perché praticamente il freddo è tutto concentrato al centro. La rattata si intende perché dopo, essendo concentrata al centro, noi andiamo a grattare, mano a mano si formano dei cristalli di ghiaccio, andiamo a grattare, nasce il nome di grattare, giustamente. Per farla ci vuole qualche minuto? Per fare la grattata, la granita in questo modo ci vorrebbe almeno una 10 minuti, da 5 a 10 minuti, e tanto olio di gomito.
noi giustamente per portarci avanti abbiamo già fatto il lavoro un po' prima. Fra altre cose tu con questa granita, bisogna dirlo, hai vinto un premio di Cerreale, o mi sbaglio? Sì, io abbiamo portato proprio questa perché è quella che ci tengo di più, dove ho vinto il premio della Cireale e dove ho portato quello che c'era nel nostro territorio. Praticamente le insule di Sant'Angelo fanno parte di questa granita. Succo e mandarini che sono nei nostri giardini dappertutto e noi ce l'abbiamo dappertutto. E ora andiamo a comporre proprio il bicchiere con tutto questo. E un'altra cosa che mettiamo è una meringa all'italiana fatta con delle uova che sono reperibili ovunque, lasciata a crudo, e un coulis fatto di lampone, che anche nei nostri boschi sono sempre reperibili. Parliamo di chilometro zero, Salvo, tutto proprio attorno a noi. Tutto chilometro zero, apposta sono molto legato a questo gusto. Ora andiamo a comporre. Dopo che abbiamo fatto la classica lattata, ce l'abbiamo già pronta, ne prendiamo un po' e la cominciamo a comporre. Mettiamo dei ciuffetti di meringa all'italiana cruda, non cotta, per riprodurre una sorta di panna che si usa oggi la panna, ma noi andiamo a fare altre alternative. E poi si aggiunge granella, cos'è questa qua, Salvo? La granella è il classico dolce che è sant'angiolese al 100%, zucche, che è fatta come una meringa però cotta, con le nocciole di Sant'Angelo, perché qua abbiamo tanti noccioleti e mandorleti, e sono nocciole, mandorle e delle scorze di agrupi. Quindi aggiungiamo il tutto, la granella come vedete qua, e poi cosa serve? E poi serve un coulis fatto di lampone frullato con un po' di zucchero e un po' di succo di limone, semplice da realizzare a casa. E mettiamo dei ciuffetti di coulis. Abbiamo finito? Serve il cucchiaino? Serve il cucchiaino e il primo cittadino per l'assaggiare. La cedo perché la vuole assaggiare subito il mio vice sindaco. No. A lui tocca. Ne prepariamo un'altra anche per il vice sindaco, il sindaco, scelgono loro, si devono mettere d'accordo, ovviamente c'è tanto anche poi da degustare anche per le altre persone ovviamente. Salvo, prepari il secondo bicchiere, poi proseguiamo noi con il nostro show cooking. Assessore, una prima iniziativa, ma un qualcosa che in qualche modo porta avanti le vostre tradizioni sant'angiolesi. Arrattata, una bella idea, almeno la gente in giro dice una bella idea. Sì, Salvatore, sono d'accordo con te. Dico, di solito si dice non c'è due senza tre, perché noi siamo famosi per le sagre, perché Sant'Angelo, l'intera vallata, in ogni vallata c'è una contrada, in queste contrade ci sono delle chiesette, quindi che si fanno delle sagre, quindi siamo nominate per tutte queste sagre che si fanno nelle varie borgate. Ma dicevo, non c'è due senza tre, in quanto noi facciamo la sagra del salame, è famoso in tutto il mondo, noi sant'angiolesi siamo famosi in tutto il mondo perché siamo famosi per il salame Sant'Angelo e più per la sagra della nocciola, quindi la grattata ci voleva. Quindi abbiamo due prodotti, vogliamo dire salati, siamo passati al dolce. A dolce, sì, ci stava secondo me. Allora, questa è solo un'idea, un'iniziativa, prima volta, ci sono diverse gelaterie che hanno partecipato anche da fuori paese. Il fatto che ci sia anche da fuori paese che hanno voluto esserci è anche una cosa importante, perché non diventa una cosa solo racchiusa nelle quattro mura, utilizziamo questo termine, di Sant'Angelo di Brolo, ma diventerebbe anche una manifestazione comprensoриale, provinciale. Questo è importante, noi non facciamo delle manifestazioni per essere l'ombelico del mondo, ma perché vogliamo, parlo dei nebrodi, i nebrodi devono essere coinvolti, così si fa turismo, così si fa rete per portare avanti le nostre tradizioni, perché poi ogni comune ha le sue manifestazioni, ha le sue tradizioni, ma se si crea una rete andiamo tutti avanti. Quanto tempo prima cominciate a vedere gli eventi che potete portare ogni anno? Ma no, guarda, noi lavoriamo, si può dire, sul minuto, perché abbiamo incominciato tipo nel 2023 con delle manifestazioni sportive, con dei tornei internazionali riguardo allo sport, poi per il Natale, per il Carnevale, quindi è un seguirsi per tutto l'anno, diciamo. Ecco, non c'è una programmazione, facciamo la programmazione, però dico è una programmazione che facciamo per tutto l'anno, si può dire. Ecco. Grazie. Grazie a lei. Ovviamente avrete modo di assaggiare quello che sta preparando Salvatore Fasolo dell'Angolo delle Delizie di Jaca di Pirene e poi Francesco, poi tocca a te.
parliamo di altre cose ma alla fine è la stessa cosa. Fanne un'altra per me, chi sta al tuo sindaco? Allora, il secondo bicchiere va al sindaco di Piraino, Salvatore Cipriano, quindi mi sa tanto che Franco Cortorillo stasera non lo assaggerà se continua così. Allora, possiamo dire che abbiamo chiuso con questa... Io continuo con la degustazione, per voi, te lascio la parola al collega Francesco. Allora, un grazie, applauso ovviamente a Salvatore Fasolo per la sua bravura, per la sua competenza in questo settore. Francesco, discuto con te. Allora, Sherbet, un prodotto antico, nuovo, passato e futuro. Antico, di origine araba, come ha detto anche prima il sindaco, è una bevanda dolce, viene preparata principalmente con della frutta. In questa versione abbiamo arancia e limone. Sono mischiate assieme quindi? Sì. E oltre cosa è inserito? Vabbè, zucchero e la scorzetta di arancia. Sono due gusti che è facile preparare o si può fare un po' con tutti gli agrumi in generale? Si può fare un po' di limone, generalmente con l'ananas, col mango, più o meno come piace, a piacere. Si può aggiungere della menta, nelle ricette diciamo appunto arabe, petalo di rose, insomma. Diciamo degli aromi serve a fare il tutto diventare più buono. Sì. Allora, un prodotto abbastanza dissetante, consigliato soprattutto ovviamente in questo periodo che c'è caldo. È una bibita che può essere servita fredda oppure ghiacciata, tipo sorbetto. Allora, questo è un prodotto ovviamente antico ma anche moderno, dicevamo appunto lo slogan di questa rattata, dallo sherbet alla granita siciliana, ecco un po' è stato lo slogan di questa edizione, di questa prima edizione qua a Sant'Angelo di Brolo. Francesco, ne versi un pochettino in un bicchiere, cominciamo a fare assaggiare qualcosa e poi proseguiamo ovviamente con le degustazioni, cerchiamo di essere veloci perché la gente ha premura magari di degustare quello che preparate voi. Sindaco, il tuo bicchiere è per lei, ovviamente Adesso a poco, vice sindaco, Salvatore Cipriano, fate voi, i colleghi in questo momento non assaggio perché stanno riprendendo. ci sono gli assessori, i consiglieri. Ecco, assessore e consigliere comunale, siete autorizzati dal vostro sindaco a mangiare, ma lo stanno già facendo. Abbiamo finito ragazzi, io intanto ringrazio Salvatore Fasolo, angolo delle delizie di Piaga di Piraino, Francesco Lenzo del ristorante Unne Donnino di Sant'Angelo di Brolo, direi un applauso finale e chiudiamo questo show cooking, bravi, buona serata, degustazione aperta. Ignazio Raffaele, pasticceria Raffaele Ignazio di Brolo. Allora, ci siamo, è un evento nuovo, la rattata qua a Sant'Angelo di Brolo. Per Ignazio Raffaele stasera cosa ha portato? Vedo diversi pozzetti, tenete la granita in questi pozzetti che si mantiene bene. Cosa hai portato? Che gusti assaggeranno? Buonasera a tutti, noi abbiamo preparato due gusti alla frutta, il mango e la granita alla pesca, che poi decoreremo con un crumble all'arancia e al limone.
sono gusti nuovi, diciamo, rispetto alle tradizioni passate? Sì, sono due gusti, diciamo, estivi alla frutta. Solitamente la granita è limone, fragola, caffè. Noi abbiamo portato queste due novità, speriamo che la gente apprezzi i nostri gusti. Un evento che serve anche a farsi conoscere, questo qua di Sant'Angelo? Sicuramente è un evento che serve a noi pasticcerie, gelaterie a farci conoscere. Rosalba Denaro, pasticceria Sant'Onore di Brolo. Rosalba, ci siamo, bella maglietta arattata, Sant'Angelo di Brolo, il marito è sant'angiolese, quindi siete proprio a casa. Giocate in casa, che gusti assaggiamo stasera? Allora, io ho portato il pistacchio, che è una mia granita che ci tengo tanto, e il gelsi, che è anche una granita che dicono che è buonissima la mia. Poi. Voi ovviamente, come sempre, penso che avete tanti gusti. Sì. Questi sono quelli che vi chiedono di più? Questi sono quelli che noi ci chiedono di più, il pistacchio e il gelsi, ma ce ne sono tante altre nel nostro. Gelsi delle nostre zone siciliane? Sì, gelsi siciliane, pistacchio delle nostre zone siciliane, tutto nostro, sì. Sì. Allora, partecipazione a un evento come questo serve, lo chiedo un po' a tutti, oltre a dare il prodotto che immagino è solo da degustare, che è buono, serve anche a farsi conoscere, a far conoscere anche i gusti nuovi. Sicuramente sì, queste manifestazioni servono anche a questo, a farci conoscerci fuori dei nostri locali e speriamo che funzioni. Allora siamo alla pasticceria gelateria Antonio Raffaele, c'è la moglie Melina Scolaro e c'è anche Roberta Fogliani accanto. Ecco, abbiamo presentato tutti, dobbiamo presentare le granite che ci fate assaggiare questa sera. Le granite sono fragola e pesca. Perché avete scelto questi gusti? Pesca perché, diciamo, nuova, comunque rinfrescante. Fragola perché? Perché noi utilizziamo le fragole a chilometro zero prodotte a Sant'Angelo di Brolo. Quindi si sono spostate, sono arrivate a Brolo e sono tornate a Sant'Angelo. Esatto, praticamente sì. Noi usiamo proprio le fragole che vengono prodotte in un'azienda agricola qua a Sant'Angelo di Brolo e ci sembrava carino portare proprio la fragola di Sant'Angelo. I gusti che cercano più i turisti. Noi siciliani siamo abituati magari alle classiche, ma i turisti forse chiedono qualcosa di diverso. Tutto, gelsi, ricotta, però quelle che vanno di più sono come sempre limone, fragola, il caffè, la mattina immancabile per svegliarsi e poi aggiungendo un po' di panna. Molta panna, bella pannosa, per dare carica alla giornata. Alcuni vogliono aggiunta la pallina di gelato e tutto. La classica brioche sempre comunque. Ho il tuppo che non può mancare. Senza tuppo non si vende. Non deve mancare il tuppo. Allora, grazie, assaggeremo poi. E grazie all'amministrazione comunale che ci ha invitato. Serve a farsi conoscere. Anche, certo. E speriamo che il prossimo anno sia ancora più grande. Grazie ancora. Vada benissimo. Grazie a voi. Matteo Palazzolo, Central Bar di Sant'Angelo di Brolo. Allora, Sant'Angiolese Doc per questa rattata. Una bella idea, quella dell'amministrazione comunale. Esatto, un'ottima idea, una novità, speriamo che vada bene così da riproporre anche degli anni futuri, magari migliorandola un po'. Allora, voi vi trovate dove il Bar Central a Sant'Angelo? In piazza Santa Maria, proprio di fronte nel cuore del paese. Del paese, esatto. Allora, stasera cosa ci farete degustare? Noi abbiamo optato per il gusto classico, la granita al succo di limone, limoni rigorosamente delle nostre campagne, una granita semplice, fresca, proprio estiva. Non sempre si trova la granita con i limoni. Esatto, invece questa è proprio granita con i limoni, proprio raccolti personalmente dal papà nelle nostre campagne. Chilometro zero. Chilometro zero. Allora grazie e buon lavoro. Grazie, buona serata. Allora siamo con Davide Fasolo per questa edizione, rattata, prima edizione. Penso che una cosa è piaciuta molto a chi tratta questi prodotti a Sant'Angelo di Brolo. Un'iniziativa sicuramente lodevole da parte dell'amministrazione, sperando che ci sia un continuo, diciamo, negli anni a venire, ecco. Voi che cosa farete assaggiare stasera? Allora, noi proponiamo una granita alla nocciola, giusto per valorizzare un prodotto tipico del nostro territorio, con un abbinamento alla cannella, che diciamo è un prodotto che ci sta molto bene, ecco, appunto con la nocciola. Chi viene da fuori vi chiede questo prodotto o è un qualcosa che chiedono chi sta a Sant'Angelo? Allora, diciamo che questo più che un prodotto richiesto è una sperimentazione, in quanto è la prima volta che proviamo a farla, sperando che possa piacere alla gente e quindi
di continuare nella produzione. Ecco. Buon lavoro. Grazie mille, una buona serata. Giuseppe Danzè, una bella iniziativa, lo chiedo un po' a tutti, soprattutto voi santangiolesi, avete l'opportunità di far conoscere meglio i prodotti che giornalmente fate degustare alla vostra clientela. Sì, questa è una bella occasione per far gustare i nostri prodotti, poi tra l'altro noi nel messinese siamo maestri per quanto riguarda graniti e gelati. Che gusto stasera farete assaggiare? Noi abbiamo fatto gusto mandorla e pistacchio. Perché avete scelto questi due gusti? Sono quelli che vendete di più, ricercate di più o c'è qualche novità? No, allora diciamo che per quanto riguarda la vendita si può dire che tutti noi, sia dalla limone alla fragola, tutti i gusti. La mandorla e il pistacchio è perché i gusti sono fra i miei preferiti e abbiamo portato questi. Prodotti chilometro zero, artigianale, prodotti naturali? Tutto naturale, prodotti di nicchia per quanto riguarda pistacchio e sia la mandorla. Voi a Sant'Angelo dove vi trovate? Ecco, facciamo per chi ci sta seguendo, dove siete a Sant'Angelo, in quale parte del territorio? Noi ci troviamo nella parte alta, vicino al campo sportivo come rifornimento, vicino anche al cimitero. Vabbè, questo è un po' meno divertente, d'accordo. Grazie Giuseppe, buon lavoro e poi lo assaggeremo ovviamente. Sicuramente, grazie a voi per tutto quello che state facendo. Grazie. Approfittiamo anche per salutare gli amici di Bella Sicilia qui da Sant'Angelo di Brolo, serata organizzata dal comune. E nel film Tom Hanks iniziava prima piano piano e poi andava ad accelerare. Adesso tutti, dai, tutti con le mani, dai, con le mani, dai! Dancing Piano Show! È successo? Non si sente più lei? Ok? Terreno un po' indecisa che scusa, vabbè. Mare fuori è una canzone che noi dedichiamo sempre a tutti quelli che cercano una speranza, che la sono una ricerca, quella speranza che ognuno di voi possa trovare sempre il mare fuori. E adesso andiamo avanti invece con un pezzo che è stato ripigliato, diciamo, dalla Casa di Carta, dove il regista del film aveva inserito un pezzo storico. Però faccio una premessa: noi di politica nei nostri spettacoli non parliamo mai, a noi non piace parlare né di politica né di religione né di sport. Quando facciamo uno spettacolo parliamo di divertimento, stop. Quindi questo pezzo l'abbiamo realizzato perché è una scena bellissima della Casa di Carta, dove il regista
ha pensato di inserire questa canzone quando il professore insieme a Berlino stanno studiando la mossa finale per conquistare la zecca di Stato, ed è una scena meravigliosa, la scena finale della serie, e il brano era Bella Ciao. Bella ciao!